Quella sera famosa del ormai 12 novembre sono arrivato qui al secondo allarme delle sirene, perché io alle 7:30 avevo già lasciato la bottega al sicuro fino al 1,60 m, e quindi sono andato a casa a cenare, e col secondo allarme sono venuto qui convinto che comunque continuasse a crescere, ma niente di preoccupante. Alla fine mi son visto all'altezza di San Zaccaria, che già l'acqua mi arrivava sopra il ginocchio, e avevo già pensato che in bottega ero già a fondi con tutto, insomma, quindi... Però sono stato sorpreso quando sono entrato qui e parecchia roba galleggiava, roba che non si era mai mossa nelle acque alte precedenti, quindi sono stato un po' esterrefatto di sto fatto, e vedevo che comunque continuava col vento fuori in calletta, che c'era un fiume di acqua che entrava e continuava a crescere velocemente, quindi è entrato qui, scansando i pezzi di legno che galleggiavano, ho cominciato a tirare su qualcosa, ma ti gira da una parte e andava sotto una roba, ti gira l'altra, poi vai un po' in tilt e non ti sa più cosa fare. E ho salvato quel poco di salvabile, e a un certo punto mi sono arreso e ho chiuso, sono andato a casa. Uscito da qua, sono andato in riva degli Schiavoni e sembrava un film con i vaporetti sopra le rive, sedie e tavolini raggruppati dentro una calle, c'era una roba allucinante. Dentro di me è una sensazione nuova, sembrava come fosse stata una roba sconosciuta. L'ho paragonata a una scossa di terremoto, cioè quelle cose che sai che può succedere, ma che non potrebbe succedere così forte. E quella roba te scombussola tutto. Sono da casa, ma non ho dormito, è fine. Ho dormito un quarto d'ora e dopo alla mattina sono venuto qui a verificare qualcosa, pur sapendo che comunque la mattina poi ritornava sull'acqua, e ti sei un po' sballottato, cioè ti senti come che ti avesse bastonare, non capisci bene chi, cosa e come. A qualcuno gli ho detto non so se so più depresso o incazzato, perché ti pensi dopo che queste robe non dovrebbero succedere, cioè, ti dà quelle sensazioni che boh, ti resti sballottato. Non ti sa se piangere o no, non ti viene a piangere, sei così, come che ti avesse catapultato su una zona terremotata e ti dici, boh, e adesso cosa succede? Impotenza, ma un po' di abbandono, ma dopo non sai a chi fare riferimento, non sai cosa pensare, cioè ti viene da dire, boh, adesso se aspettiamo di tutto e finiamo così. Eccomi qui un mese dopo, un po' alla volta la bottega si asciuga, un po' da sola, un po' con l'alimentazione di qualche stufetta. Si ricomincia un po' a lavorare, ma non del tutto a ritmo naturale, si può dire. Eh, si cerca di capire ormai cosa si può fare, boh, per l'eventuale prossima volta, ma restano tutti dei pensieri, almeno per quanto mi riguarda, come una brainstorming, no? Dici, ma potrei alzare il pavimento, potrei chiudere un mese. Alla fine ti lasci sopraffare da una serie di cose, pur pensando che devi comunque continuare a lavorare. Non sai bene a chi su cosa puoi fare affidamento, di cosa, di quello che senti di tutte le robe, puoi fidarti di un scienziato che dice che ormai il trend è questo, di qualcuno che ti dice ma no, però tu dovresti fare questo perché comunque devi continuare a lavorare, e ti resti ancora un po' imbambolato, almeno me, non sai bene cosa. Sicuramente le giornate di sole, le cose ti aiuta un po' a dire ok dai, non sei così, cioè non sei una catastrofe che continua. Rimboccarsi le maniche, tornare al lavoro, questo ti dà la forza comunque di capire che comunque ci sei, cioè il fatto di quella sera sembra che come tu fossi stato un po' ammazzato, almeno questa è la mia sensazione.
adesso ritornando al lavoro, metterti a lavorare, ti capisci, no, dai, che comunque dentro abbiamo ancora qualcosa, possiamo fare. E vedere insomma i clienti che torna, che guarda, che te comunque dai, fammi sta roba, sembra un po' una rinascita a quello che è stato. Certo, il pensare che nel futuro potrebbe essere un po' così, non tanto quella da 1,87, ma quella settimana, quei 10 giorni che ha continuato, dice, vabbè, ma ora il futuro potrebbe essere, come dice gli scienziati, che c'è sempre mezzo metro di acqua in terra. E quello ti preoccupa, ti dice, vabbè, bisogna che questo brainstorming qualche frutto darà e adesso lasciamo decantare.